Non torno a Foro dal 2013, da circa 9 anni. Era appena finita l'estate del diploma. Obama era di nuovo presidente, mentre qui Letta provava a riparare ciò che era stato rotto da Berlusconi e che Monti non era riuscita a riassestare. Fosse dipeso da me, avrei perseverato nel mio confino, ma sabato si sposeranno Giorgio e Matilde e ho deciso di rientrare per 3 giorni. Prima o poi avrei dovuto. Mi sono tenuto lontano da Foro come fosse radioattiva, come vi terreste alla larga da Chernobyl. Non sono tornato per Natale, Pasqua e i compleanni degli amici, per gli anniversari dei miei e la malattia di mia madre. Sì, dovevo farlo. E poi ho 28 anni. Credo sia giunta l'ora che impari ad affrontarle, le cose. So di dare l'impressione di essere una brutta persona, figlio ingrato, turpe, schifoso. Non fa ritorno a casa anche se la madre sta morendo. Però ho le mie ragioni e pian piano ve le racconterò. E comunque in tutto questo tempo i miei li ho visti. Sono venuti spesso a trovarmi a Milano. E che non lo fanno da quasi 3 anni. La salute di mia madre è peggiorata e se ho deciso di tornare è pure per questo. Il punto è che attraversare la patria dei nostri demoni è un'operazione difficile e io ho atteso che i miei spiriti maligni sbiadissero. A ogni modo eccomi, sono tornato. Mattia Insolia, che l'ha scritto, ha scelto questo brano per presentarci il suo nuovo romanzo che si intitola La vita giovane. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Il protagonista di questa storia si chiama Matteo Gallo e non è solo il protagonista. E anche, scopriamo dalla primissima pagina del libro, colui che la scrive questa storia, facendo una sorta di indagine sulla sua vita che diventa appunto questo libro. Abbiamo sentito che siamo a Foro, una località che io non ho trovato su nessuna mappa, ma che assomiglia a tanti paesi della provincia italiana. Ci si conosce tutti, si sogna, crescendo, di andare via. Matteo ha una famiglia piccolo borghese e un gruppo di amici che è la sua vera famiglia. Storie diverse, tenute insieme dalla prossimità, dal fatto di essere cresciuti insieme, dalle serate condivise a bere e fumare, e dai dolori in comune e anche quelli che ognuno ha per sé. Come abbiamo sentito, Matteo torna, sono passati 9 anni dalla fine del liceo e c'è il matrimonio di Giorgio e Matilde. È passato tanto tempo, ma in fondo è come se non ne fosse passato affatto. Mattia, cominciamo proprio da questo inizissimo, dalla prefazione che Matteo Gallo fa al romanzo. Perché l'ha scritta lui questa storia? Perché non poteva essere altrimenti. C'è un consiglio che mi ha dato una scrittrice che io amo, che si chiama Barbara Kingsolver. Qualche tempo fa, parlando del suo romanzo con cui ha vinto il Pulitzer, che si chiama Demon Copperhead, lei mi ha detto: affidati al personaggio. Quando lei stava scrivendo Demon Copperhead aveva tanti dubbi e li avevo anch'io prima di cominciare a scrivere questo libro, e i dubbi avevano soprattutto a che fare con il fatto che spesso le storie che scriviamo possono anche sembrare incoerenti, possono sembrare inverosimili a chi le legge, però se affidiamo queste storie a chi le ha vissute, a chi le ha abitate, assumono tutto un altro significato, assumono tutto un altro tono, assumono tutta un'altra voce. E io credo che Matteo dovesse dare voce alla sua storia e che dovesse raccontarla con tutta la fedeltà e tutta la sincerità possibile. E poi volevo anche scrivere in prima persona. Era la prima volta in cui ho sentito davvero l'esigenza di scrivere in prima. Questo un po' mi ha fatto riflettere sul fatto che forse in realtà Matteo ed io non siamo la stessa persona, ma quasi. Però non poteva essere che lui. Quando io ho cominciato a ragionare su questa storia, sui sogni che sognavamo e su tante altre cose che appartengono al romanzo che ho scritto, l'ho fatto subito pensando a lui e non vedevo davvero altra possibilità se non quella di fargliela raccontare. Sempre in quella prefazione c'è una richiesta, forse una preghiera, non giudicateci. Io sono una persona che teme tanto il giudizio degli altri. Io credo di aver passato in realtà la mia intera piccola, breve esistenza
ad avere una grande paura del giudizio delle persone, soprattutto delle persone a cui tengo, delle persone che amo. E credo che il rapporto che si instaura tra il lettore e il protagonista di una storia sia un rapporto un po' di amore e odio. E quindi forse questo è anzitutto un mio timore, quello dell'essere giudicato. E poi va anche detto che questo è un romanzo sui sensi di colpa e sulle colpe, è un romanzo che è anche molto abitato da una certa violenza, da una certa rabbia. E violenza e rabbia sono qualcosa che possono essere molto frettolosamente giudicate, naturalmente giudicate male. Lungi da me giustificare determinate cose che accadono e che accadono in questo romanzo, però io volevo che il lettore quantomeno cercasse di trovare una spiegazione, se non una giustificazione, e per farlo doveva sospendere il giudizio morale su Matteo e sui suoi amici. Quindi è una preghiera che Matteo rivolge ai lettori, ma è anche una preghiera forse che io rivolgo ai lettori, e soprattutto magari ai lettori che fanno parte della mia vita, ai miei amici, appunto, visto che questo è anche un romanzo sull'amicizia. Matteo, quindi, parliamo di lui. È andato a Milano, fa il copy, alza spesso le spalle come dire boh, oppure è uguale. È bisessuale. Si porta dietro un dolore antico che non racconteremo, a meno che tu voglia, e uno più recente, che è più comune alla fine di una relazione d'amore. È un uomo che sembra vivere incastrato, almeno io lo vedo così. E tu come lo vedi? È bella la definizione di Matteo come di un uomo incastrato. Non l'avevo mai visto così, però forse da adesso non riuscirò a vederlo in un altro modo. È assolutamente un uomo incastrato e forse un uomo schiacciato. È schiacciato dalle tante versioni di se stesso, da tutto ciò che è stato fino ad ora. Io penso che il dolore che abbiamo attraversato sia qualcosa che dobbiamo riuscire a elaborare proprio per evitare di finire schiacciati sotto il suo peso. Matteo è un ragazzo a cui io non ho dato una vita semplice, è un ragazzo a cui ho fatto fare anche delle cose spiacevoli e che sicuramente ha subito delle cose spiacevoli e dolorose. Però, come diceva Melville, non esiste niente che valga in sé se non per contrasto. E allora io mi sono chiesto a un certo punto quali potessero essere i contrasti nella vita di questa persona, quali potessero essere i contraltari a tutto il dolore che ha dovuto vivere. E lui li ha trovati, ha trovato cose per cui valesse la pena andare avanti. E quindi ne è uscito incastrato. Alla fine di questa storia forse riesce a trovare una via fuori dall'incastro di se stesso. Sono delle vie che tra l'altro gli vengono indicate, credo, proprio perché noi abbiamo anche bisogno delle persone che abbiamo attorno. Io sono un grande sostenitore delle comunità, delle reti. E Matteo è rimasto per tanto tempo incastrato, schiacciato, proprio perché per tanto tempo, come dicevi tu, ha alzato le spalle. Per tanto tempo si è limitato a dire vabbè, per tanto tempo si è limitato a dire così è. Poi a un certo punto alcune persone, gli amici di nuovo, gli hanno indicato delle vie alternative, gli hanno detto forse potresti cercare di venire fuori da queste macerie passando per quella feritoia, passando per quella strada lì. E lui a un certo punto ha cominciato a guardarsi attorno e ha detto forse il peso che mi schiaccia, forse il luogo in cui sono incastrato non è il posto in cui sono destinato a vivere per sempre, però sicuramente è schiacciato e sicuramente è incastrato all'inizio di questa storia. Tutti i personaggi del tuo romanzo hanno un dolore antico che nasce nelle loro famiglie. Lutti, follie, dipendenza, abbandoni, violenza. E in qualche modo se lo portano dietro, lo reiterano. È diventato proprio una parte di loro, una parte costitutiva della loro essenza, personalità. Come mai? È come se nessuno, a parte Matteo, appunto, di cui abbiamo visto un'evoluzione, si salva davvero in questa storia. Forse perché non esistono salvezze totali, esistono forse delle strade di nuovo per venire fuori da determinati guai. Poi, come dicevi giustamente tu, ciascuno di questi personaggi, ciascuno di questi ragazzi
si porta dietro dei dolori che vanno molto indietro nel tempo, che forse sarebbe possibile trovare soltanto denudando le radici della loro famiglia, le radici magari che affondano nel terreno di chi sono. Io mi chiedo spesso, guardando anche i miei genitori, quanto di me sia una sorta di eredità necessaria e quanto invece io sia riuscito un po' a distaccarmi da ciò che avevo cominciato ad essere. Io non credo nella predestinazione, io non credo nel fatto che ciascuno di noi è e sarà per sempre soltanto ciò che era destinato ad essere, ciò che è nato per essere. Io penso che in realtà abbiamo grandi margini di manovra, però nessuno si salva del tutto anche per questo, perché comunque c'è un'eredità necessaria che ci portiamo dietro e che appartiene alla nostra famiglia e che appartiene anche alle scelte che abbiamo fatto quando stavamo cominciando ad essere. Ho un problema gigantesco con tutto ciò che non posso cambiare e chiaramente la cosa più grande che non possiamo cambiare è il passato. Però ogni tanto, guardandomi indietro, ed è anche quello che fa Matteo, mi dico: ma quando io ho fatto questa cosa qui, io non ero del tutto me stesso, o quantomeno non ero la persona che sono oggi. Ma se io sono quello che sono oggi, allora la persona che ha fatto quella roba lì chi era? E questo è anche un po' un viaggio nel tempo anche in questo senso, nel senso Matteo torna a Foro per tornare indietro nel tempo e per capire se ciò che è stato, se ciò che ha fatto lo può redimere, si può redimere e in qualche modo lo può modificare. Il passato è chiaro, è granitico, non lo possiamo realmente cambiare, però forse possiamo un po' limare gli artigli che si allungano fino al presente. E quindi, per tornare alla tua domanda, nessuno si salva davvero, perché ci sono determinate cose di noi stessi, del nostro passato, che non possiamo cambiare e che ci dobbiamo portare dentro, o come un fardello oppure come una lezione. In esergo citi Una vita come tante. Che legame c'è tra la vita giovane e Una vita come tante? È un romanzo che so che le persone o hanno odiato ferocemente o hanno amato. Io mi metto nel secondo gruppo e non so perché lo difendo continuamente da qualsiasi attacco, pur sapendo per certi versi di sbagliare. Una cosa che dico sempre è che quel romanzo, da un punto di vista narrativo, non dovrebbe reggersi in piedi. Quel romanzo, da un punto di vista narrativo, è sbagliato. C'è troppo dolore, c'è troppa carne al fuoco, accadono troppe cose inverosimili. Ciò nonostante, e nonostante anche la mole, l'ho letto 4 volte e credo che lo rifarò perché mi manca. E io stesso non riesco a capire la ragione per cui mi manchi così tanto Jude, mi manchi così tanto Willem, mi manchi così tanto l'atmosfera che trovo lì dentro. C'è un legame forte, non soltanto proprio perché l'ho letto così spesso scrivendo La vita giovane, ma anche perché credo che mi sia entrato sotto pelle. E il dolore lì dentro è dappertutto, è un dolore esagerato, è un dolore che appunto anche lì non sta in piedi. Una persona soltanto non credo potrebbe sobbarcarsi così tanta sofferenza. Però, appunto, nonostante una persona teoricamente non dovrebbe poterlo fare, Jude lo fa. E nonostante io cerchi sempre di non utilizzare questa parola perché è un termine molto abusato, è resilienza quella. E penso che riuscire a resistere in tempi come questi sia una qualità gigantesca, e penso che Matteo abbia anche cercato di preservarsi allo stesso modo. Quindi, non so, ogni tanto penso che se Matteo e Jude dovessero incontrarsi, forse diventerebbero amici senza neanche doversi scambiare una parola. Questo è quello che mi piace pensare, quantomeno. Nella tua storia ci sono i singoli personaggi e poi c'è il gruppo, che è un personaggio a sé, è proprio un'altra entità. Il gruppo prende le decisioni, compie dei gesti, ha delle responsabilità in quanto gruppo. È un po' come una famiglia, ma è anche un po' una prigione. Ti faccio una domanda che esula un po' dal libro, ma c'entra tantissimo. Ed è: esiste secondo te un modo per crescere e rimanere davvero amici, o certi legami vanno recisi? Io temo che certi legami vadano recisi per forza di cose. Il racconto che faccio di questo gruppo, di questi amici, il legame che hanno,
è qualcosa che io ho sperimentato quando io avevo 16, 17, 18 anni, fino ai 20. Io quel gruppo lì l'ho avuto e penso sia stato uno dei periodi più belli della mia vita, perché eravamo davvero una cosa sola, eravamo potenziali. Non c'è niente di più bello di guardare avanti e di vedere una distesa sterminata di possibilità. E quelle possibilità le condividevamo, quelle possibilità le guardavamo tutti assieme e quando le guardavamo eravamo convinti che per sempre le cose sarebbero rimaste in quel modo. Poi a un certo punto abbiamo cominciato a cambiare città, ciascuno è andato in un posto, seguendo i propri sogni, seguendo un'idea di carriera, seguendo un ideale di vita. E qualcuno si è allontanato perché è cambiato, qualcuno è rimasto lì dove siamo cresciuti e ci siamo tutti modificati e si è modificato anche molto il rapporto. Quando ho scritto questo romanzo avevo 28 anni e mi trovavo in un non luogo. Più volte nella vita mi sono trovato in questi non luoghi e mi sentivo sempre molto sperduto, mi sentivo sempre molto solo. A 28 anni il non luogo era la perdita del gruppo, era la perdita di determinate amicizie. Tra l'altro non si parla mai abbastanza, secondo me, di quanto la fine di un'amicizia faccia male. E in quel periodo alcuni rapporti erano stati recisi. E quelle interruzioni a me hanno fatto molto male, non tanto perché stavo perdendo qualcosa che in futuro non avrei più avuto, quanto perché era come se stessi perdendo il passato. Forse perché nel passato avevamo immaginato così tanto assieme, era come se ci fossero delle promesse infrante che, per paradosso che possa sembrare, avevano molto più a che fare con quello che avevamo passato piuttosto che con quello che avremmo potuto passare. E quindi sì, alcuni legami vanno indubbiamente recisi, però fa male. E io volevo anche guardare a quell'aspetto lì della vita, al perdere le amicizie, perché volevo capire effettivamente che cosa significhi. E volevo farlo nel momento in cui questo accade, perché loro hanno 18-19 anni e il loro gruppo si è spaccato proprio in quel periodo, quindi io volevo capire cosa si prova durante la frattura, perché noi tendenzialmente i dolori riusciamo a riconoscerli e a guardarli veramente negli occhi solo quando li abbiamo già passati, solo quando ce li abbiamo alle spalle. E allora, una volta che la polvere si era posata per terra, io volevo riguardare al momento della frattura e volevo cercare di elaborarla. C'è molta droga nella vita di questi ragazzi, droga, alcol. Volevo chiederti se è una cosa, a parte la vicenda di uno di loro, che è Tommaso, che è una storia diversa, se tu l'hai messa come un dato di realtà, cioè le storie dei liceali sono questo, oppure se c'è un motivo per cui tu hai calcato questo aspetto, se l'hai calcato. C'è una cosa che a me fa sempre molto sorridere, cioè il fatto che io ho scritto 3 romanzi e tutti e 3 avevano a che fare con l'adolescenza. E tutte le volte mi dicono, però in realtà non va così, non c'è tutta questa droga, non c'è tutto questo alcol. Però sono sempre delle cose che mi vengono dette da persone più grandi di noi. E la verità è che in realtà io ho semplicemente ricordato, ho replicato, cioè tutto quello che fanno loro non è necessariamente accaduto nella mia vita, però l'ho sicuramente visto. La mia generazione, quella dei millennial, è una delle generazioni che più si è lasciata andare, forse, sotto questo punto di vista. La generazione Z, quella subito successiva alla mia, ha un rapporto che è probabilmente più sano con l'alcol e con la droga. Noi non so se perché venivamo fuori da generazioni che avevano cominciato finalmente a nominare determinate sostanze o l'abuso di determinate sostanze, forse per questo ci siamo molto più lasciati andare sotto questo punto di vista, però non c'è niente di eccessivo rispetto a quello che io ho visto, a parte appunto un caso specifico che è quello di Tommaso, però quei fine settimana erano sicuramente abitati da una frenesia che in qualche modo sentivamo di dover alimentare. Era come se avessimo bisogno di un combustibile, era come se ciò che avevamo non fosse abbastanza. E quindi assolutamente sì, quello che racconto sotto questo punto di vista è quantomeno plausibile. Nella vita giovane ci sono tante figure maschili e tanti modi di essere maschi.
C'è la violenza di Marco, c'è il modello un po' più tradizionale di Giorgio, c'è l'autodistruttività di Tommaso, ci sono i 3 maschi della famiglia di Matteo. Il padre è una figura strana, inizialmente anaffettiva, poi forse cambierà. Un fratello, Lorenzo, che è un uomo un po' passivo, che subisce, e un cugino violento. Mi viene da pensare che in tutta questa varietà sia comunque difficilissimo essere maschi in quel contesto. Io penso che la prima vittima del patriarcato è la donna, e anche la seconda, la terza, la quarta e la quinta vittima. Io però mi sono sentito molto da adolescente vittima del patriarcato, non soltanto perché ha strutturato la mia idea di vedere il mondo, e io pian piano poi, quando ho cominciato a pensare con più consapevolezza, mi sono reso conto che tantissime cose erano sbagliate, e quindi è venuto fuori un certo senso di colpa, ma anche perché mi venivano calate addosso delle strutture che io non riconoscevo in me, e quindi è difficile per loro essere maschi, non soltanto perché devono sempre puntare a un modello, ma anche perché si trovano spaesati guardandosi attorno. Matteo, secondo me, è quello che più di ogni altro soffre questo aspetto qua, non soltanto perché è il protagonista e non soltanto per la sessualità, ma anche perché è uno di quelli che comincia ad avere consapevolezza di se stesso e del mondo attorno più precocemente. Però è assolutamente così, ciascuno di loro sono come delle falene incastrate in un neon, sbatacchiano continuamente cercando di venir fuori. Io volevo un po' che la mascolinità tossica, o in generale comunque la mascolinità e il patriarcato, entrassero in questo romanzo, perché è qualcosa di cui ancora non ci siamo liberati, di cui non so se riusciremo mai realmente a liberarci, ed è qualcosa io fatico ancora oggi a vederlo in me, nei miei movimenti. Io proprio mi rendo conto spesso di averlo interiorizzato, di averlo dentro, e quando me ne rendo conto cerco di destrutturarmi, ma è complicatissimo, è veramente complicatissimo, e alcuni di loro ci provano, però poi finiscono sempre con questi grandi sbuffi di rabbia, con questi grandi sbuffi di violenza, e alcuni di loro alla fine cedono, alcuni di loro alla fine non riescono e si arrendono alla loro stessa violenza, alla loro stessa rabbia. Pavese nella Luna e Falò l'ha reso poesia, quel paese che ci vuole anche solo per il gusto di andarsene, ma andare via è un tema della letteratura. Anche nella vita giovane si va via a cercare strade, libertà e salvezza. Che cosa ti piace di questo movimento di andata e ritorno? Sia l'andata sia il ritorno, credo. Io vengo dalla Sicilia e vivo a Milano. Tutte le volte che passo qualche giorno in Sicilia e che poi mi trovo ad andare, nei primissimi giorni a Milano sento questa mancanza feroce di casa, che poi passa, a un certo punto sparisce. E tutte le volte che torno a casa, nei primissimi giorni sento una feroce mancanza di Milano. Ha ragione Pavese, ovviamente. A me piace tantissimo la possibilità di avere 2 luoghi in cui poter essere 2 versioni diverse di me stesso. Milano per me è stata ed è fondamentale, perché quando mi sono trasferito io ancora mi sentivo una bozza di me stesso, non mi sentivo ancora me. Non so se magari tra 10 anni dirò la stessa cosa del momento attuale, di oggi, però quando mi sono trasferito a Milano mi sentivo molto... mi sentivo pieno di buchi, mi sentivo come se dovessi ancora inserire tanti tasselli. Questo aveva a che fare forse con le aspettative delle persone su di me, perché quando cresci in un luogo, quel luogo ha delle aspettative su di te. Quel luogo si aspetta che tu conduca una determinata esistenza, che tu abbia determinati tipi di rapporti. Questo vale per qualsiasi posto, può essere la Sicilia come può essere Milano. E però io sentivo che quella vita un po' mi andava stretta. E quando me ne sono andato e sono arrivato a Milano, a un certo punto ho cominciato a riempirmi e ho preso davvero consapevolezza di me stesso, un po' come fa Matteo. Il suo trasferimento è molto simile al mio.
molto. Lui è arrivato a Milano conoscendo pochissime persone qui, io sono arrivato a Milano conoscendo pochissime persone e ho cominciato a vivere le settimane e poi i mesi con una fame di vita gigantesca, che poi a un certo punto si è anche un po' tramutata in nausea, un senso di pienezza eccessivo. E però è stata fondamentale perché io mi sono costruito in quanto adulto, che è anche un po' un'arma a doppio taglio, perché tutte le volte che torno in Sicilia torno ragazzino. Io abito la Sicilia come se avessi 16 anni, è impressionante, tutte le volte che torno per qualche giorno di più è come se tornassi indietro, mentalmente, psicologicamente. Torno ad avere 16 anni, nei rapporti con le persone, nel modo in cui abito la città, nel modo in cui abito me stesso. Torno a Milano e a un certo punto mi riconosco di nuovo come il Mattia degli ultimi anni. C'è un pezzo interessante legato all'andare via. C'è anche chi, come Giorgio e Matilde, invece rimane. Chi torna li trova cambiati, diversi. Nel loro caso sono diventati reazionari, un po' xenofobi. Mi sembra molto interessante questo tema del giudizio su chi rimane a fare i conti con una realtà che va a pezzi, mentre nei pensieri di chi è andato via dovrebbe rimanere cristallizzata come l'ha lasciata. È qualcosa che io ho visto, non ho degli amici che sono diventati come Giorgio e Matilde, assolutamente no, però ho degli amici che sono rimasti giù e che naturalmente sono cambiati. E quando noi ce ne andiamo dal luogo in cui siamo nati e cresciuti abbiamo spesso la sensazione che il luogo che stiamo lasciando sia un luogo in cui la vita non brucia davvero, in cui le cose che avvengono sono le stesse cose che sono sempre avvenute. In realtà le persone cambiano e quindi cambiano anche i luoghi. E io ho visto le persone che ho lasciato cambiare, in senso assolutamente positivo, diventare degli adulti esattamente come lo sono diventato io, dei semi-adulti perché ancora non ci considero degli adulti veri e propri. Però ho visto tantissimo cambiamento e è una cosa che per certi versi mi ha fatto male. Fa male anche perché, come dicevi tu, Giorgio e Matilde sono diventate delle persone per certi versi spiacevoli, hanno delle idee che io non fatico a definire sbagliate. Però a Matteo fa male, e questo glielo dice Sofia, anche perché vede che il suo amico d'infanzia non è più quel suo amico. E a un certo punto Sofia gli racconta la barzelletta del medico e del paziente a cui fa male il dito, cioè un paziente va dal medico e gli dice: dottore, mi fa male qui, mi fa male qui, mi fa male qui, e nel frattempo si tocca diverse parti del corpo. Il medico gli tira su il dito e gli dice: no, a te fa male il dito. Spesso quando noi ci troviamo in una situazione in cui non ci troviamo a nostro agio, abbiamo la sensazione che tutto attorno a noi ci faccia male. In realtà è solo un dettaglio a farci male e quel dettaglio poi si propaga, va dappertutto e arriva a lambire diversi aspetti della nostra vita. Matteo torna a Foro e trova che le cose sono molto cambiate e questo gli fa male. Trova che Giorgio e Matilde siano cambiati, che il padre e la madre siano cambiati, che il fratello sia cambiato, che la città sia cambiato e questo gli fa male perché non può tornare realmente alla sua infanzia, non può tornare realmente alla sua adolescenza. Forse questo era ciò che avrebbe voluto. C'è una domanda che ricorre ossessivamente in tutto il libro. La domanda è: che fine hanno fatto i sogni che sognavamo? Te la butto lì, e se la risposta fosse semplicemente sono cambiati, sarebbe un tradimento di quei sogni? No, forse no, in effetti. No, non credo, no. Mi sono dato tante risposte a questa domanda, perché effettivamente torna in modo ossessivo. Io mi ossessiono molto facilmente. Tra l'altro io quando scrivo ho bisogno di ossessionarmi. Mi risulta molto facile, però ho bisogno di ossessionarmi e, a differenza di quanto dicevano i latini, a me ripetere non giova, a me ripetere semplicemente alimenta l'ossessione. E quella è una domanda che mi ha molto ossessionato: che fine hanno fatto i sogni che sognavamo? È una cosa che in quel periodo mi chiedevo continuamente e me lo chiedevo con un'accezione un po' negativa, con l'idea che quei sogni noi li avessimo traditi. Però in realtà noi cambiamo continuamente e i sogni cambiano assieme a noi, e forse questo è anche bello, perché siamo noi a modellare
i nostri sogni, i nostri desideri, a cercare di modellare il nostro futuro. Sono anche un po' la bussola della nostra vita. Ed è chiaro che prendendo delle direzioni continuamente diverse, la bussola può tranquillamente cominciare a indicare direzioni diverse. E quindi no, non ci sarebbe alcun tradimento a dare questa risposta qui. Però tutte le risposte che ho trovato fino ad ora, questa compresa, non mi soddisfano, non so perché. Quindi tu non lo sai che fine hanno fatto quei sogni? No, temo di no, però ho imparato una lezione che mi è servita tantissimo, e cioè che forse non conta troppo sapere che fine abbiano fatto quei sogni, conta la consapevolezza del fatto che c'è sempre la possibilità per un nuovo sogno. Abbiamo dato voce alla vita giovane di Mattia Insoli a Mondadori. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.